Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente. Siamo di nuovo qui insieme per disquisire dell'ennesima bellissima, super soddisfacente giornata di campionato, signori. Sempre meglio, sempre più in fase di delirio. Siamo nervosi, io in primis, ma vedo che la squadra ormai sta cominciando a essere due righe nervosa perché dopo un inizio di striscia positiva più o meno dell'ultimo mese e mezzo, siamo di nuovo piombati nell'oblio e piano piano stiamo tornando nuovamente nelle fottutissime zone di classifica che ci appartengono. Quindi, signore e signori, prima un po' di burocrazia. Allora, questo è un canale dedicato al Cagliari Calcio. Se siete tifosi del Cagliari, trovatene altri e fateli venire qui. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate, ditemi la vostra. E se avete piacere, seguiteci anche su TikTok e su Instagram perché a voi non costa niente, ma per me è un grande aiuto. E se anche non tifate il Cagliari, beh, fermatevi qui a fare due chiacchiere perché tanto qua si disquisisce di calcio in pieno rispetto reciproco di tutte quante le tifoserie e le squadre. Abbiamo giocato contro la Lazio, questo Lazio-Cagliari si è esaurito, vi spoilerò già il finale, qui ce lo leviamo dalle palle, con un bel 2-1. Ci siamo presentati con la difesa 4, noi avevamo detto, io sostenevo il fatto che la difesa 4 fosse indiscutibilmente più sicura, tant'è che abbiamo retto bene, c'è tolto tutto, abbiamo con una squadra più attrezzata indiscutibilmente della nostra, perché comunque la Lazio quest'anno sta facendo un bellissimo campionato. Scusate, ma la paglietta è d'obbligo perché sennò implodo. Come dicevo, la Lazio sta facendo un ottimo campionato, noi comunque abbiamo retto bene perché nonostante avessimo preso subito gol, poi abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto botta. Il problema è che anche se fai la difesa a 4, ma poi vengono fuori tutte quelle bellissime cose per cui tanto alla fine ci si mette in mezzo qualcosa per cui restiamo in 9 e prendiamo un rigore, c'è poco da dire. Però cominciamo dall'inizio. 4-2-3-1, ok? Scuffè in porta, ovviamente Zappa, Mina, Luperto, Augello. Macumbo dopo a mediana di centrocampo, poi questa sorta di trequartismo di centrocampisti avanzati a 3 con Zortea, Gaetano, Luvumbo dietro a Piccoli, punta unica, non mi è dispiaciuto perché comunque è una formazione molto più aggressiva del solito e effettivamente almeno cerca di valorizzare tutti quei giocatori che hanno propensione all'avanzamento. Infatti aver messo Gaetano, Zortea e Luvumbo lì, praticamente attaccati a Piccoli, è quasi come se stessimo attaccando contemporaneamente in 4. Peccato che Piccoli non mi produca, ma va bene lo stesso. Facile facile, signori, all'inizio. Iniziamo, entrano in campo. Saluti, schieramento, via. Neanche il tempo di respirare un attimo, subito la Lazio, gol in vantaggio. Dia, secondo minuto. Pellegrini calcia direttamente in porta una punizione di sinistro, guadagnata per il primissimo avanzamento praticamente della Lazio nella nostra metà campo. La palla rimbalza davanti al nostro buon Scuffè, lui non trattiene, Dia arriva in trazione piena, nessuno ovviamente gli sta dietro perché è partito di cattiveria e butta dentro un pallone facile facile. Quindi al secondo minuto noi siamo già in svantaggio. Giustamente cominciano a innervosirsi un po' tutti, tant'è che nei prossimi minuti succede che c'è una piccola nostra risposta con una bella palla lanciata in profondità per Piccoli che è in una buona posizione anche se un po' defilato, tenta lo stesso di nuovo la conclusione di potenza, ma anche qua deviazione in angolo e poi cominciano la pioggia di gialli. Allora, Rovella che prova a ripartire, ma dopo che lo butta giù e prende il giallo. Poi di nuovo Isaacsen questa volta che costringe Augello che non riesce a stargli dietro di velocità. Isaacsen è una cazzo di scheggia, c'è poco da fare. Anche qui giallo per Augello. Poi la Lazio è ancora più cattiva di noi, niente da dire. Al 19esimo rischiamo di finire sotto di 2 con Castellanos sulla tre quarti in posizione centrale, riesce a guardare la soluzione migliore, prova da fermo alla fine un destro caricatissimo, calcia in porta, prende il palo vicino a Scuffè
che non si aspettava sicuramente il tiro da parte di Castellanos. È una partita durissima, una partita nervosa, una partita cattivissima perché, continuano a fioccare gialli. Noslin questa volta che entra in ritardo su Zappa, prende lui il giallo per la Lazio. Ancora da parte nostra invece Mina che, fa un fallo su Isaksen con, poi l'intervento con la Lazio che aveva conservato il possesso sulla tre quarti, una buona chance, tocco di Castellanos, cerca un compagno in aria che però nessuno trova. Alla fine quindi altro giallo per Mina. Ricominciamo con la partita quasi normale con, un continuo studiarsi da parte di tutte e 2 le squadre, ma con la Lazio che spinge molto di più e noi andiamo a fiammate ogni tanto. Lazzari parte da destra, crossa in mezzo, la nostra difesa riesce a respingere, ma raccoglie Isaksen su questa respinta, una finta, si libera di sinistro, prova a piazzare la palla che viene deviata nuovamente in angolo. Fino a quando al 36esimo non ci ricordiamo che in campo abbiamo un trenino che quando parte non lo fermi più, ovvero il nostro zitone Luvumbo. Partito tutto da un errore del difensore della Lazio, Gila, che si sbaglia, si fa rubare la palla direttamente da Luvumbo che entra in area di rigore da sinistra. Lazzari prova a opporsi, ma niente da fare. Tenta il tiro, ma Provedel è pronto sul suo palo e devia in angolo. Arriva fortunatamente però pochi minuti dopo il nostro pareggio, con una bella azione prolungata da parte nostra che accompagnato dai fischi poi della tifoseria della Lazio che cominciava a incazzarsi del fatto che effettivamente il Cagliari stesse cominciando a schiacciare la Lazio in questi ultimi 6 minuti, tant'è che avevamo tenuto un ottimo giro palla, stavamo schiacciando piano piano la Lazio e alla fine quando spingiamo dimostriamo che riusciamo a fare male a tutti, perché Luvumbo alla fine alle spalle della porta con questa pressione continua entra in area, si gira, calcia e un tiro che sarebbe stato facile da prendere per prove del Magila che oggi non è azzeccata a mezza, peggio per la Lazio, meglio per noi, devia malamente, quindi Provedel viene ingannato dalla deviazione e facciamo 1-1 e subito dopo finisce il primo tempo. Quindi su questo primo tempo cosa dire? Il fatto che è una partita nervosissima, sono fioccati penso 7-8 gialli, praticamente 7 gialli tutti, da parte nostra soprattutto. L'aver preso gol i primissimi minuti avrebbe potuto stroncare le gambe un po' a tutti, in realtà è andata bene il fatto che siamo abituati a questo genere di situazioni e abbiamo reagito. Siamo rimasti schiacciatissimi per molto, però 10 minuti buoni li abbiamo fatti. A me fa incazzare perché poi quando facciamo 10 minuti buoni con un buon giro palla come lo sappiamo fare, tant'è che abbiamo raccolto subito il gol. Ma questa è storia signori, cioè alla fine coi se e coi ma c'è poco da improvvisare cose. Rinizia il secondo tempo, subito, tanto per cambiare, cartellino giallo, questa volta per Zappa che non riesce a fare nulla per trattenere Dia se non buttarlo a terra, quindi giallo anche per lui. Al 51esimo parte a dopo sulla sua tre quarti, resiste a Guendouzi, gli va via di potenza, alza la palla subito verso Piccoli che sta scattando, lo serve benissimo in profondità, ma per l'ennesima volta il nostro centravanti con un bel destro in corsa da fuori area, la palla finisce altissima. Anche qua io dico no, porca troia, sei da solo, stai andando in porta, ma perché cazzo tiri in ansia da fuori area 50.000 metri? E che cazzo, fai 10 metri in più, sei in pieno scatto, non ti prende, la imposti un pochino meglio, provi a angolarla, no, è partita la cannonata di Piccoli dai 20 metri, che giustamente finisce fuori perché per quanto sia un buon attaccante, è un buon attaccante, non ha sta skill Piccoli di sto tiro, sta sleppa sotto al 7 tipo FIFA, però va bene lo stesso, mettiamolo bene per l'impegno. Fatto sta che restituisce subito la Lazio con Scuffè che salva tutto, Lazzari di nuovo per l'ennesima volta infermabile, crossa sulla destra, Castellano salva di testa, sulla linea però arriva di Luperto che salva tutto. Fortunatamente, mentre arriva Vessino che appoggia da 2 passi sicuro di segnare, arriva Scuffè che con un guizzo alla uomo ragno salva tutto quanto, non se l'aspettavano neanche loro e forse neanche Scuffè. Procede avanti ancora la partita, signori, siamo al 61esimo, ripartenza di nuovo del Cagliari, questa volta viene messo giù Piccoli con un giallo che fiocca dalla parte di Lazzari.
Insistiamo ancora con, una partita che diventa sempre più cattiva, l'ennesimo giallo, questa volta è Luvumbo che fa fallo su Lazzari perché gli aveva fregato palla praticamente, lo butta giù malamente, ennesimo fallo. Un paio di sostituzioni, ma roba di poco conto, entrano Viola e Obert. Viola va benissimo, per carità di Dio, anche perché Gaetano non si è né visto né sentito in 'sta partita, e Augello che non riusciva più a stare sulle ginocchia perché ha fatto i chilometri per cercare di contenere Isaksen, ma alla fine era distrutto anche lui. Arriva alla fine, e questa segnerà la nostra partita, il momento di Zaccagni che entra al posto di Guendouzi e lui sarà il nostro fottutissimo boia. Arriva all'ennesimo giallo di nuovo, tanto per cambiare per Luperto, fa un gioco pericoloso, una gamba tesissima cercando di fermare un pallone. Arriva, poi cosa succede? Nel 75esimo Zortea prova a liberare l'area, arriva, calcia Pellegrini, però anziché il pallone, quindi giustamente, mentre il pallone nella nostra area, Zortea prova a lanciarlo via, ma tira un calcio praticamente in pieno corpo al povero Pellegrini che passava di lì, e giustamente Eroldi, c'è poco da fare, butta giù il rigore. Arriva Zaccagni, incrocio di destro, non sbaglia, Scuffè aveva più o meno intuito la direzione, ma non riesce ad arrivarci e quindi fine. Inizia a questo punto il delirio in pochi secondi e finiamo la partita, siamo al 78esimo signori, e 12 minuti più recupero così e dura in 9. Mina sbraccia malamente su Castellanos, giustamente poi l'arbitro fischia il fallo. Mina, che era già nervosa, è stata una partita nervosissima, fa un applauso all'arbitro, giustamente l'arbitro gli tira il rosso fuori, i giocatori del Cagliari vanno intorno all'arbitro, per proteste c'è anche Adopo che evidentemente dice qualcosina che non doveva dire, non si sa che cosa. Fatto sta che era già ammonito anche lui, piglia il secondo giallo e 2 rossi, via, così e ciaone. A quel punto entra un po'... entra, cioè io lì non so dirvi quante bestemmie ho tirato, signori. Non saprei proprio, ho perso il conto. Sostituiamo Zortea con Felici, ancora un giallo così a buffo per Rovella, la Lazio continua a spingere, noi teniamo, fortunatamente non succede nulla di particolarmente emozionante, se non l'ennesima possibilità della Lazio con un contropiede al 91esimo di 4 contro 3 praticamente che porta Pedro poi che era entrato in questi minuti a cercare un compagno, tira in mezzo all'area di rigore, fortunatamente Luperto è ancora lucidissimo e riesce a salvare la situazione rilanciando via. Arriva ancora Castellanos che prova ad arrivare a intercettare sto pallone, ma fortunatamente Scuffè riesce a parare tutto e anche se sulla respinta arriva Pedro, la palla finisce fuori. Finisce così questa partita ai limiti del delirante, che però al di là delle doppie munizioni che alla fine Mhmm, se vai a applaudire l'arbitro, cioè porca troia, è già un giallo, gli fai lo sfottoio, capisco il nervosismo, ci può stare umanamente, ma da professionista non lo accetto, perché sei già un giallo, sai che sei comunque un perno difensivo importante, sai com'è la nostra cazzo di panchina, non fai 'ste cagate, a maggior ragione perché la settimana prossima c'è la fottutissima partita col Milan. Quindi niente, Mina, ciao. A dopo, anche lì, lui, io non so che cazzo gli abbia detto all'arbitro, perché poi certe cose non le sai. Si è andato a protestare insieme agli altri, bene, gli altri non li hanno espulsi, non li hanno ammoniti. Evidentemente hai detto qualcosa che non dovevi. Anche tu, hai già il giallo, bom, non ci rifletti, ciaone, benissimo, ok. Abbiamo rischiato quindi pericoli enormi perché c'erano ancora quasi 14-15 minuti di partita con il recupero dove oggettivamente con una Lazio così rischiavamo di prendere altri gol. Una partita che era ancora, non dico recuperabile, ma comunque un episodio, qualcosa, magari giocando anche gli ultimi 10-12 minuti in 10, in 11 avrebbe cambiato qualcosa. Forse sì, forse no, non lo sapremo mai. Hai comunque annichilito quella fase di gioco dove noi magari con qualche cambio in avanti, cazzo ne so, provi a buttare dentro la Padula, magari ti risolve qualcosa, che cazzo ne sai, provi a mettere dentro Mutandua, poteva ancora giocarsi qualcosa, ma espellendone due, il nostro Nicola che cazzo doveva fare poi? Provato Felici per far rifiatare un po' Zortea, ma finisce lì.
Una partita frutto di un nervosismo che è lo stesso che poi abbiamo noi come tifoseria secondo me, perché comunque piano, 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 piano ci siamo illusi di qualcosa che poi alla fine, probabilmente vedendoci in una posizione di classifica che era a un balzo quasi dal 10° posto, perché eravamo tutti lì, ci sta invece piano piano restituendo a sberloni in faccia la concreta realtà e noi siamo adesso 16° insieme al Genoa che è 17° ha un solo punto dalle 3 che in questo momento sono in zona retrocessione. Noi siamo a 9 punti, Monza, Venezia e Lecce, che sono le ultime, 18°, 19° e 20°, sono a 8. E con noi sì, al nono posto magari, a 9 punti ci sono anche, oltre che il Genoa subito dietro di noi, il Como e il Parma che sono 14° e 15°. E piano piano gli altri si stanno staccando perché il Verona e la Roma sono a 12 e 13 punti, l'Empoli e il Torino a 14 e poi andiamo in zone di classifica che oggettivamente non ci interessano più. Certo, la classifica è corta, però tu ti ritrovi in questo momento piano 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 ad aver bruciato quella piccola striscia positiva che avevi con due partite che per carità, per quanto difficili, per quanto sicuramente da giocare con soggetti in questo momento molto più in forma di noi, vedi la Lazio oggi e vedi poi la settimana scorsa che abbiamo giocato però col Bologna, il Bologna non è irresistibile quest'anno, cioè io vedo delle partite oggettivamente ogni tanto di cui non mi capacito perché hai perso con l'Udinese, va bene, l'Udinese sta facendo un bel campionato, vinci però col Torino che è pari all'Udinese in questo momento, riesci poi miracolosamente a strappare addirittura un pareggio in casa della Juve. Io non cioè non capisco, la nostra squadra è poco la nostra situazione, la nostra non la squadra insieme, è poco coerente perché cioè tu tieni botta con la Juve che è davanti con la Lazio e perdi con la Lazio, però va bene, okay, sono episodi. Vinci col Torino e perdi col Bologna e con l'Udinese che sono lì insieme al Torino. Non li capisco, cioè a volte non riesco a capirli. Mi rendo conto che probabilmente c'è qualcosa che non va, perché una partita come questa, segnata da tutti questi gialli, è frutto di evidentemente un nervosismo. Che bisogna vedere se era sotto una situazione di classifica, se c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, se c'è qualcosa che non torna in generale. Io credo che oggettivamente il cambio di modulo ogni praticamente 95-96 minuti dia anche poche certezze, pochi appigli ai nostri, perché una volta giochi allora vuoi giocare a 3, a me non piace, va bene, ma è un gusto mio personale, sono cose mie da tifoso, per carità di Dio, vuoi giocare a 3, giochi a 3. Una volta giochi a 3, giochi 5 volte a 3, poi giochi a 4, anche quando giochi a 3 cambi la forma del centrocampo 20 volte. Adesso hai giocato a 4 o io oggi con a 4 con 2 centrocampisti mediani più 3 trequartisti, centrocampisti avanzati e una punta. L'altra volta hai giocato con la difesa a 4, il centrocampo, scusate, il centrocampo a 3 con 2 davanti più la punta. L'altra volta ancora avevi fatto un'altra cosa diversa ancora. Cioè anche 'sto genere di roba qui, secondo me, non è che incentivi particolarmente la serenità quando scendi in campo e si è visto. Poi per carità, giocare a Roma è sempre impegnativo, sono ambienti caldissimi, con tifoserie belle potenti, fai la classifica, fai tutto il resto, però secondo me sta facendo anche questa situazione di instabilità perché poi alla fine ne risenti comunque, cioè tu non hai poi la possibilità di abituarti, diciamo, a uno stile di gioco se cambi perennemente modulo, perché gli interpreti sono più o meno sempre quelli, quindi a livello di squadra va bene, ma se poi a livello di posizione, di tattica, perché poi non è che dici cambia il modulo, boh, mi sposto di 5 metri nel campo, cambio anche poi il modo di giocare, devo cambiare il modo di approcciarmi, perché se cambia leggermente la posizione devo fare magari un lavoro diverso, più interdittivo, più di proposizione, più di sfondamento, più passaggi lunghi piuttosto che impostazione con palla a terra. Cioè son un sacco di cose che poi cambiano, quindi se il nostro allenatore, buon Nicola, trova si ferma un attimo e decidiamo quale cazzarola di modulo utilizzare, male non fa.
Io poi, per carità di Dio, son nessuno, capisco un cazzo, va bene lo stesso, passate le parole di francese, ma mi stanno girando in maniera vorticosa. Però, così secondo me non ha senso, cioè dobbiamo trovare una quadra, seguiamo quella fino alla fine, come vada vada, poi tanto insomma noi lo sappiamo che abbiamo delle stagioni difficili. Possiamo restare in Serie A, possiamo tornare in B, va bene, lo accetto, però che almeno lo facessimo per, maggior merito degli altri piuttosto che per un'instabilità proprio a livello organizzativo nostra. Mi scazza quello, perché se i nostri oggettivamente si fanno il culo, arrivano sudati, alla fine della partita ci hanno messo tutto, io non ho niente da dire su di loro, ma se mi li rincoglionisci cambiando modulo ogni 12 secondi, cioè alla fine che direttive hanno così sti ragazzi? Tant'è che vedi, oggi Gaetano è sempre nella sua posizione, ma circondato da persone ha potuto esprimersi di meno. Tant'è che infatti mi avete sentito nominare Gaetano oggi nella partita? No. Ma partiamo da tutti i settori come al solito, così facciamo le pagelle e ci salutiamo. Scuffè ha preso 2 gol, okay. Io gli darei oggettivamente il suo, se volessimo fare un fantacalcio, il suo 4 e mezzo, il suo 5, però secondo me un 5 e mezzo se lo merita perché ha fatto poi una parata clamorosa, signori, quando stava arrivando Vecino ad appoggiarlo in porta, sulle quella girandola di palloni rimbalzati che c'era agli ultimi minuti. Quindi per me è un 5 pieno, signori, non posso dargli di meno. La nostra difesa ha fatto quello che poteva, cioè andare a prendersela con Augello perché non riesce a stare dietro a Isaacs, hanno un'età diversa, una velocità diversa, una spinta diversa. Augello ha fatto quello che poteva, Luperto ha salvato la situazione tante volte. Mina, anche lì, Mina è l'unico che mi sento di criticare oggi perché ha fatto la sua solita bella partita, però troppo nervosa, si è giocato il giallo all'inizio, giusto, tattico, per non riuscire a fermare l'attaccante, se non sbaglio Dia. Ma sta cazzata, io capisco il nervosismo, però ti sei giocato male uno slot che poi a noi ci mette in difficoltà perché c'è il Milan la settimana prossima. Certo, possiamo mettere Palomino, possiamo mettere Vitesca, possiamo mettere Azzidro, metti chi cazzo vuoi, però ci serviva, porca miseria, ci devi pensare anche a quelle cose, però è umano e la vena si può chiudere. Però facendo una media fra un Mina gravemente insufficiente con un 4 e gli altri che si aggirano su un 5,5/6, ma non di più, io non mi sento di andare oltre il 5 oggi per la nostra difesa. Macumbua dopo, hanno fatto quel che potevano anche loro, ma un certo campo molto scarno, cioè loro sono abituati ormai a giocare circondati da almeno altri due centrocampisti, me li ha abbandonati a se stessi da soli, per di più con un bel centrocampo e con i corridori della Lazio sia sulle ali sia in attacco, li hai lasciati lì da soli, hanno fatto quello che potevano, ma anche loro nervosi. Tant'è che a dopo poi è andato lì, ha fatto anche lui la sua cazzata, anche qui non giustificabile, ma vabbè, e si prende il rosso, quindi anche centrocampo insufficiente. E davanti, signori, davanti siamo vicini al non classificabile, perché allora Luvumbo è da 7, perché oggi quelle poche palle che gli sono arrivate è andato come sempre fino alla fine, si è bruciato tutti e finalmente è riuscito a buttarla dentro. Su deviazione di Gila, però più si rende pericoloso, più oggettivamente riesce. 2 tiri ha fatto, un gol l'ha portato a casa, meglio di così si muore. Quindi Zito bene, in fase di miglioramento, incisivo, cattivo in quella posizione. Dall'altro lato però Zortea e Gaetano non pervenuti, hanno fatto poco o niente, hanno dovuto fare tantissimo lavoro interdittivo perché li vedi che Makumba dopo erano abbandonati a se stessi, dovevano indietreggiare, impostare, fare altra roba perché non ce l'hanno il piede Makumba dopo per impostare. Cioè tu non puoi giocare nella nostra squadra con un centrocampo così, ci vuole qualcuno, ci vuole Marin, ci vuole qualcuno che imposti qualcosa, porca troia. E davanti, signori, quindi zona di tre quarti la mettiamo qua su una sufficienza scarsina, però oggettivamente non han fatto male nessuno di loro. Si sono notati poco Gaetano e Zortea perché dovevano coprire, oggettivamente, anche loro. Piccoli io non so più che dire, cioè comincio a essere stanco di dover dire sempre le stesse cose sui nostri attaccanti, c'è una roba allucinante comunque. Gli sono arrivati per carità in tutto, penso 3-4 palloni forse nella partita. Ne abbiamo commentati insieme 2/3. Se quello migliore che ti arriva dove tu sei in pieno scatto, se non sbaglio lanciato da dopo o da Zortea, non mi ricordo, ma comunque
sei in pieno scatto, hai superato la difesa, il pallone ti arriva giusto, lo fermi, cazzo, ti fai prendere dalla frenesia e quasi tiri al volo da 20 metri e il pallone giustamente va a finire in curva, tienilo basso, fai 2 metri in più, fai mezzo dribbling, le gambe ce le hai e prova a tirare in maniera più ponderata. Cioè, non ti dico di fare come ha fatto Castellanos un paio di minuti prima, ma più o meno la stessa cosa. Arrivi, fai finta, fai una mezza finta, minchia Castellanos da fermo ti ha tirato una pigna che scuffè, c'è mancato poco che non ci arrivasse, poi è andata bene che ha preso il palo, ma l'ha stupito il portiere, cazzo, l'ha sconvolto in quel momento lì. No, noi piccoli, arriva, boom, missile terra-aria a 150 km orari, sparato a 40 metri e ciaone. Piccolo insufficiente, cioè non so che cazzo succeda, che cazzo diano da mangiare ai nostri attaccanti, io so soltanto che gente che, per carità di Dio, non è che fossero dei capocannonieri nelle squadre da cui sono venuti, ma minchia, ma da noi fanno ancora peggio però, cazzo, quando arrivano da noi non segnano neanche se li tiri in porta col pallone, è una roba allucinante, eh. Io, boh, cioè, vi direi a gennaio a sto punto, perché il resto della squadra secondo me va, vi direi a sto punto di andare a vedere un'altra punta, mettiamo una doppia punta, facciamo qualcosa di più, o se no veramente mettiamo, perché tanto anche se metti Luvumbo e Piccoli vicini, li abbiamo provati, Piccoli non pervenuto, signori, non so cosa farci, cioè lo foraggi di palloni, gli hai messo tre trequartisti dietro, è vero, 2 dovevano indietreggiare molte volte, però alla fine, cioè, più foraggiato di palloni di così, è anche vero che non è una roba da provare con la Lazio, cioè anche lì se sto modulo tu lo provi dall'inizio del campionato, magari sti 4 in quella zona avanzata interagiscono un po' meglio e si inventano più cose. Proviamo a insistere con sto modulo, ma tanto la settimana prossima come insisti con sto modulo? Lasci cosa, non hai più a dopo che è espulso, ci devi mettere qualcun altro e la difesa molto fisica a 2 non puoi farla se non c'hai a dopo e Macumbo insieme. In difesa credo che vedremo Palomino a sto punto, o se no torneremo alla difesa a 3. Io non lo so, vi dico che la situazione è brutta, perché piano piano stiamo ripiombando lì, siamo a un punto da praticamente da essere ultimi, perché sono tutti lì dietro di noi. E noi adesso abbiamo, se Dio vuole, il Milan e poi dovremmo cominciare a rifiatare di nuovo un pochino, perché abbiamo poi il Genoa, il Verona, poi abbiamo il Genoa e il Verona, perché poi ci la Fiorentina, buonanotte a secchio, che sta facendo l'Atalanta, sì, ciaone. Poi abbiamo il Venezia e poi abbiamo l'Inter. Cioè abbiamo 6 partite di cui 3 abbordabili e 3 difficilissime, con delle squadre che stanno facendo un campionato della Madonna, fra Inter, Fiorentina e Atalanta, Madonna mia. Rischiamo davvero le goleade, però abbiamo dei punti da recuperare, dobbiamo farlo contro tutti. Abbiamo visto che miracoli siamo in grado di farli, perché insomma contro la Juve abbiamo raccattato anche solo un punto che sarebbe d'oro contro Inter, Atalanta e Fiorentina, però contro il Venezia, contro il Genoa, quando ci giochiamo, e contro il Verona, dobbiamo riuscire a tutti i costi a raggranellare questi 9 punti che ci servono proprio come l'aria. Sarà possibile? Possibile tutto nella vita, plausibile non lo so. Quindi vedremo. Detto questo, signori, io nella mia mestizia torno a deprimermi in attesa della nostra prossima partita col Milan. Sono Franco Nusinas del canale Un Sardo sul Continente. Vi invito a mettere mi piace a questo video, a commentare, ditemi la vostra, invitate gli altri tifosi del Cagliari, iscrivetevi al canale e anche tutti gli altri tifosi di altre squadre, perché qua cerchiamo di parlare in onestà, insomma, di tutto quello che è la passione calcistica nei limiti delle nostre competenze. Io sono un tifoso come tanti altri. Iscrivetevi anche a TikTok e Instagram se avete piacere. E detto questo, noi ci risentiamo alla prossima. Ciao a tutti, sempre Forza Cagliari. Aio.